Spoštovano občestvo, dobrodošli vsi. Rachel Carson, morska biologinja, mati okoljevarstvenega gibanja, si je z neutešljivo osrčenim pozivom za polja in gozdove prizadevala ohraniti naravo, neokročeno, nepredvidljivo, raznoliko, čudežno. To nenehno navzoče svetišče v svetu, ki se neslavno kotali v razpršenost, pobesnelost in izgubljenost. Mali nauki o čudenju so rahločutna senčna umetnina, ki nam sočutno sporoča, kje je naše mesto v družini sveta, življenja, obstoja. Z nami je Fabrizio Montecchi, soavtor besedila, režiser in avtor likovne podobe. Fabrizio, čudenje in ponižnost sta celoviti koristni stanji, ki nikakor ne moreta obstajati ob boku uničevalne sle. Kdor opazuje lepoto zemlje, najde v sebi zalogo moči, ki bo obstajala, dokler bo obstajalo življenje, pravi Rachel. Nekaj brezmejno blagodejnega je v nenehnem ponavljanju refrenov narave, gotovost, da zora napoči za nočjo in pomlad za zimo. Toda gotovost je vse bolj v zatonu, že bije plat zvona, kaj ne? Sì, abbiamo la convinzione che la natura sia immutabile e che non cambierà mai nulla. È una certezza, una garanzia, ma non ci rendiamo conto che come specie ormai abbiamo acquisito una forza sul nostro pianeta che ha il potere anche di distruggere, di modificare quello che ci sembra invece immodificabile. E questo è il momento in cui questo si sta verificando. E infatti ogni volta che fenomeni che si susseguono, distruttivi che si susseguono sempre più frequentemente, in Italia ne abbiamo uno al mese in continuazione che sono devastanti, ogni volta ci diciamo ma è sempre successo, è sempre successo. Questo è un modo, un mantra per giustificarci e per non accettare l'idea che invece qualcosa sta realmente cambiando. Ecco, dunque, in effetti, anche il senso di spettacoli come questi, perché si dice, ma queste cose le conosciamo, le abbiamo sempre dette, invece dobbiamo ancora fare tanto per maturare un diverso pensiero, ecco, sul nostro rapporto con il mondo. Otrokov svet je čist, svež, nepopisno lep, kipeč od čudenja in navdušenja. Tragično, pri večini se jasnočutnost, torej instinktivna zaznava tega, kar je lepo in kar utemeljeno vzbuja strah, spoštovanje, potaji v meglo še preden doseže odraslost. In to utegne biti nič manj kot pogubno. Sì, in effetti è una cosa che in realtà forse appartiene a ogni processo di crescita. Quello che il messaggio di Rachel è come adulto abbiamo fatto gli stessi percorsi, abbiamo evoluto il nostro modo di rapprocciarsi con la natura, magari abbiamo più strumenti, più conoscenza e dobbiamo metterla al servizio dell'infanzia perché costruisca e stabilisca un rapporto con la natura diverso. E invece spesso è proprio nell'età adulta dove non sappiamo più riconoscere ciò che è veramente importante, i segnali che ci arrivano dalla natura e quanto sono importanti per costruire la nostra personalità, la nostra vita come essere, come individuo e anche come essere sociale, e dunque non riusciamo a nostra volta a portare il bambino, diciamo, no? Ad aiutarlo a portarsi nella fase di crescita adulta dietro queste esperienze e continuare a coltivarle. Rachel Carson je iskreno verjela, da je za otroka, a tudi starše, ki ga usmerjajo, ključno čutenje in šele nato vednost, znanje. Ko enkrat vzbudimo čustvo, navdušenje nad neznanim, sočutje, občudovanje, ljubezen, si pristno želimo spoznati vzrok svojega čustvenega odziva in ko resnično
spoznamo, je srečanje trajno, neizbrisno. Vaša predstava spregovarja skozi dragocene vstopne točke, čustvo, pozornost, znanje, zavedanje, skrb, ne nazadnje. Sì. Riflettendo sul pensiero di Rachel Carson, su quello che ci ha lasciato, ci sembrava che questo fosse un percorso importante da sottolineare attraverso queste 5 parole, per cui sentimento, perché questo da cui parte Rachel Carson, di stabilire un rapporto emozionale con la natura e dunque dove il sentire è fondamentale, per poi sviluppare un'attenzione particolare. L'attenzione è un'altra parola molto importante, perché solo stando attenti ci accorgiamo della ricchezza di quello che succede intorno a noi. E poi conoscenza, cioè il sentimento e l'attenzione ci portano ci incuriosiscono al punto che ci portano a voler conoscere meglio, non solo da un punto di vista così dell'approccio libero, ma anche dello studio, dell'approfondimento scientifico. Ognuno, diciamo, questo termine conoscenza lo sviluppa come crede. Dalla conoscenza alla consapevolezza, che non è solo la conoscenza, è solo un continuare a meravigliarsi, ma rendersi conto che questo valore va protetto, va difeso. Dunque il passaggio, la consapevolezza è questo. Quello che abbiamo dobbiamo tutelarlo e difenderlo, e nel caso dobbiamo lavorare per curarlo, ecco, per prenderci cura, ecco la cosa importante, dobbiamo prenderci cura. Per cui questo percorso ci sembra un po' rappresenti quello che dovrebbe essere il percorso che ognuno di noi dovrebbe fare, non solo poi nel rapporto con la natura, anche se in questo caso questo viene assunto, ma anche nel rapporto della società, nel rapporto tra umani, ecco, tra esseri umani. Živi organizem in zunanje okolje nista ločeni entiteti, obstajata skupaj, soobstajata. Fabrizio Montecchi, tudi sence so tesno, nezgrešljivo spete z biti, predmeti, kakopak tudi. Po 40 letih sence poznam tako dobro kot ljudi, ste nekoč dejali. Tako lahkotne so in tako gibko se spreminjajo. Me dopolnite, prosim. Beh, devo dire che pensandoci adesso la domanda mi fa pensare come di fatto l'ombra in sé possa essere l'esempio più interessante di quando si parla di un ecosistema, di un organismo integrato, no? Dove non puoi separare le parti. Cioè quando diciamo ombra in realtà diciamo anche luce, diciamo corpo, diciamo spazio e tutte queste cose non si possono separare, se no non esisterebbe l'ombra. Dunque l'ombra è il risultato sempre di una relazione tra elementi, e tutto quello, quando parliamo della natura come organismo, in effetti pensiamo a qualcosa che non può essere preso per la singola parte, smontato, tolto, senza provocare un danno enorme. Dunque da questo punto di vista, ed è la domanda che mi ha fatto fare questa riflessione, è vero che in qualche modo l'ombra è anche organica ai contenuti che vogliamo portare nello spettacolo. Ecco, dunque mi sembra il linguaggio giusto per raccontare questa complessità del mondo indisgiungibile. Vaš vstop v senco je presunljiv, ganljiv. To je, kot pravite, gledati na stopni nič, lastno projiciranje v črno figuro. Sì, mi riconosco anche nell'elenco che sono le parole del nostro spettacolo, no? Io parlo di sentimento dell'ombra, cioè che non si può partire dal fatto che l'ombra sia semplicemente un fenomeno fisico se lo si vuole trattare come elemento espressivo. Dunque sicuramente è un sentimento che ti porta ad avere un feeling particolare con l'ombra. Dunque portargli attenzione, cercare di conoscerla
e avere consapevolezza del potenziale che essa ha, del potere che essa ha e quanto è dentro e partecipa della nostra esperienza sensibile e percettiva. E allora prendercene cura. E dunque quello che faccio da anni è prendermi cura delle ombre. S predstavo Račka Smrt in tulipan, uprizoritvijo, ki jo je ovinčal zavidljiv niz nagrad, ste napisali hvalnico življenju. Aleluja. V orisu predstave ste razodeli, kako da so sence za človeka od nekdaj most med življenjem in smrtjo. Sì, le ombre le sono state e in un certo senso continuano a parlarci in questo modo. Credo che anche se hanno la forza di essere un linguaggio espressivo del teatro, è perché ci aprono a un altro mondo. Dunque, nello spettacolo Račka Smrt in tulipan, sicuramente anche lì c'era una grande coerenza tra scelta del linguaggio e la storia che veniva raccontata. Però, ripeto, anche rispetto all'esperienza sensibile che ognuno di noi ha, percettiva, il nostro stare nel mondo, l'ombra in realtà è molto più importante di quello che ognuno di noi non riesce a rendersi conto. A volte persone che fanno laboratori con me oppure che entrano in rapporto con il mio lavoro alla fine dicono: per me adesso il mondo ha una dimensione in più, no? Ho incominciato a vedere anche le ombre e mi accorgo che mi appaiono molte più cose facendo attenzione di quelle che non vedevo prima, no? Dunque in effetti anche lì l'ombra è parte della nostra esperienza, semplicemente non gli facciamo attenzione, dunque spesso non godiamo di quello che ci porta. Dejstvo, da ste po izobrazbi arhitekt, je nespregledljivo. V prostor odra vstopate premišljeno, docela odmerjeno, z nepreklicno izčiščeno potezo. Sì, in effetti anche se il contributo maggiore che penso di aver dato all'evoluzione del teatro d'ombre contemporaneo è proprio legato alla nozione di spazio, perché spesso il teatro d'ombre viene associato a uno spazio bidimensionale, una superficie, invece proprio lo studio dell'ombra rende evidente come l'ombra viva lo spazio, no? Come viva il volume e questa considerazione ho cercato di portarla in tutti i miei spettacoli, per cui partendo dalla mia formazione d'architetto sicuramente questo aspetto è forse uno dei miei maggiori contributi all'evoluzione del teatro d'ombre, cioè la nozione di spazialità, ecco, di tridimensionalità che si unisce alla bidimensionalità dello schermo, delle superfici su cui si proiettano. Grazie mille, Fabrizio. Grazie a te. Prisrčno pozdravljam Enrico Carini, soavtorico besedila in asistentko režiserja. Dobrodošli, Enrika. Buongiorno. Pot, po kateri že dolgo potujemo, je zavajajoče lagodna, tekoča avtocesta, na kateri napredujemo z osupljivo hitrostjo, čeravno slutimo, da nas na njenem koncu čaka katastrofa. Manj obljudeni odcep nam sicer daje poslednjo priložnost, da dosežemo cilj, ne da bi žrtvovali zemljo. Z uprizoritvijo Mali nauki o čudenju želite prispevati k zavedanju o našem bivanju v svetu in o svetu samem naposled. Riportare ai ragazzi e agli adulti che li accompagnano e anche a tutti noi il pensiero di Rachel Carson è per noi così importante perché ci permette di cercare di affrontare questa catastrofe che sta attorno a noi in tutti i nostri paesi, in Italia, in Slovenia, lo vediamo con le alluvioni, non con disperazione, non con
solo allarmismo. Giustamente ci dobbiamo preoccupare, ma l'obiettivo di tornare ad usare le parole di Rachel Carson, di tornare ad averle tra di noi, è quello di cercare di far rinascere una speranza attiva. Cioè la volontà di tutti noi come comunità di credere che possiamo avere un futuro migliore e di agire insieme per averlo. Quindi di non abbandonarci alla disperazione o a un sentimento negativo. È vero, tanto di male è stato fatto, questo lo diceva anche Rachel Carson, però diceva dobbiamo rifondare un patto con la natura e dobbiamo farlo insieme. Ecco, l'obiettivo vuole essere proprio questo, certo parlare di cose difficili e di cose anche in parte che provocano disperazione quando accadono, ma che insieme possiamo costruire una speranza, con questo modo che aveva Rachel, poetico e politico, quindi con una gentilezza, una dolcezza anche nel modo in cui lei poneva le sue importanti questioni anche ai politici, e però anche una fermezza nel chiedere il bene per tutti noi esseri umani. Mali nauki o čudenju so brezčasen mali biser. Carsonova je leta 1955 pričela s pisanjem zadevnega eseja, a ga ni uspela dokončati, čeravno ga je imenovala za eno najpomembnejših sporočil svojih znanstvenih in pisateljskih naporov. Mali nauki o čudenju odtisnejo bistvo otroškega vesolja in v nas predramijo pradavno koprnenje po sožitju z vsem živim svetom. Narava je navsezadnje arena radosti, ki jo gre deliti. V pustolovščini odkrivanja smo vsi enakovredni, podčrta Rachel. Kako pomemben poudarek. Rachel Carson scrisse The Sense of Wonder, che è il titolo originario, no? Di Brevi lezioni di meraviglia, come così un articolo in un pomeriggio per un giornale. Lo scrisse con un sentimento di vicinanza umana alle donne per cui scriveva, perché era un giornale femminile, no? E era partita da una cosa piccola, da un'intuizione, e il suo desiderio più grande era quello poi di trasformarlo in un libro rivolto a tutti, in cui riportare alle persone che la leggevano, perché era una scrittrice profondamente amata da tutta l'America, il nucleo dell'essere attenti, il nucleo del meravigliarsi e del raccontarlo agli altri, no? Quindi il suo desiderio più grande era che questo piccolo gioiello in realtà potesse diventare un'opera proprio, come la sua trilogia del mare. E con dispiacere l'aveva messo da parte quando con coscienza aveva deciso di dedicarsi a Silent Spring, perché sapeva che c'era bisogno di quella fermezza, di quella poetica, di quella politica, e quindi aveva messo da parte il suo sogno e sperava appunto anche di poter guarire da questa malattia che aveva proprio per poterlo realizzare, e non è riuscita a farlo, ma quel piccolo articolo è rimasto per noi un seme molto importante, un gioiello di questa meraviglia, ecco. Nima pomlad, še eno slovito delo ameriške biologinje in zoologinje, izhaja iz narave, ki je onkraj gmotnega blagostanja, narave, ki je temeljni vir navdiha in ki je pribežališče. Za uprizoritev ste na vselej pravih mestih, mene je to še posebej navdušilo, izbrali verze še in še senzibilne pesnice Mary Oliver, ki tako harmonično povzema misli Rachel Carson. Se motim? Abbiamo scelto proprio i versi di Mary Oliver perché, sebbene Rachel probabilmente non ha letto questi versi, sicuramente non ha letto questi versi, ma Mary Oliver era una giovane ragazza quando Rachel scriveva. Mary Oliver viveva, cresceva in quel movimento a cui Rachel Carson stava dando vita, e in Mary Oliver si sentono le fortissime radici americane di
Emily Dickinson, di Thoreau, di Walt Whitman. In Mary Oliver fiorisce, cresce e diventa contemporaneo il sentimento di amore per la natura che tanti grandi poeti americani avevano coltivato e portato al pubblico. Rachel Carson amava moltissimo Emily Dickinson, leggeva Thoreau, leggeva Whitman, ma ci sembrava bello portare i versi che nascevano dalla sua rivoluzione. E quindi portare questa giovane poetessa allora che faceva crescere questo sentimento americano per la natura, lo portava avanti, una donna come lei che continuava questo suo pensiero anche nella poesia. V še eni tankočutni predstavi Moj dedek je bil češnjevo drevo, ste mogočno bitje, drevo, potem takem soočili z obsodbo sveta. Vsej silnosti navkljub je tako ranljivo, kar navsezadnje zrahlja težo v predstavi in težo, ki visi nad drevesom, je otrokova odločenost, neomajnost in seveda pretanjena občutljivost, ki ste jo želeli kultivirati. Il bambino di mio nonno era un ciliegio, è un bambino che non perde il senso della meraviglia e anzi che in quella vicenda piena di disperazione, perché lì era una disperazione familiare, era una disperazione personale, non era tutto il mondo che crollava, però in quella disperazione lui fa ritrovare il senso della meraviglia anche agli altri adulti. Ecco, questa era la cosa che Rachel Carson si auspicava per tutti i bambini e per tutti gli adulti, che gli adulti non perdessero il senso di meraviglia per accompagnare i bambini nella crescita, ma anche che i bambini fossero in grado di farci recuperare questo senso di meraviglia che ad un certo punto perdiamo. Quindi in qualche modo c'è una connessione anche tra Mio nonno era un ciliegio e il pensiero che poi lì è personale, quindi affronta una storia familiare, un legame con questo albero di una famiglia, e invece in Rachel Carson diventa universale, quindi appartiene ad ognuno di noi. Grazie Enrico. Prisrčno dobrodošla Asja Kahrimanović. Živja. Asja, v prizoritvi nas streznijo besede. Ta pripoved ni nastala iz očaranosti nad naravo, temveč iz strahu, da se ne bo več mogoče čuditi nad naravo. Mali nauki o čudenju nam prav zanesljivo nastavijo zrcalo. Kljub resnično osupljivi domiselnosti človeških možganov se vprašamo, ali ne bi človekove sposobnosti spreminjanja narave nemara umirili z modrostjo, razsodnostjo za lastno dobro in navsezadnje odgovornostjo za zanamce, za dobrobit teh, ki prihajajo. Ja, to bi bil lep svet, ne? Imam tako 3 najljubše stavke imam v tej predstavi. Ta je eden izmed njih in je, res je, dnevno se sprašujemo vsi, ne, kako je sploh to mogoče, kako je to mogoče, da leta 2025 ne vidimo, kaj delamo, ne. A smo res toliko egoistični, da mislimo samo, oziroma ja, saj smo, seveda, da smo, da mislimo samo na zdaj in na nas, ne na naše otroke, ne na njihove otroke, ne na kogarkoli, ki bo živel za nami, ne, na živali, na rastline, na... res je, ena specialna gospa je bila tale Rachel. Zelo sem vesela in razočarana, da nisem že prej slišala zanjo, no. In vesela sem pa, da sva se spoznali glih, ne, no, da sem jo jaz uspela spoznati prek Fabrizijeve predstave, ker je res je pomembno delo in to, da je naredila in to, da je žrtvovala svoje življenje, nazadnje umrla za rakom, se je bila izpostavljena skozi tem pesticidom. Pogum ene ženske, enega človeka, vse en je spolno, se upret taki mašineriji, kakor je ameriška država, ameriški senat, kongres, svaka je častno, res. Ne zavedamo se, kaj delamo, ne zavedamo se marsičesa, ampak to z naravo pa sploh ne. Tako da, zato so pa pomembne take predstave, ne. Da odpremo mogoče kakšen par oči,
ki bo mogoče v prihodnosti lahko vplival na to. Dajmo upati, no. Dajmo upati. In delujmo, kaj ne? V tej Nepreklicno delujmo. Rachel Carson je zadonela, bilo je na vrhuncu hladne vojne, ko je opozorila na nedopustno rabo pesticidov in seveda sila nevarne stranske učinke. Posebej je izrezana njena vloga na polju okoljevarstva in vendar je še posebej edinstven njen avtorski pečat, ali ne? Doživela si jo skozi Nemo pomlad, predvidevam najprej skozi ta tekst. Malih naukov o čudenju ne moremo brati v slovenskem jeziku. Govorimo o kratkem eseju, ki ga sicer ni uspela dokončati. Jezik, skozi katerega spregovarja Rachel Carson, je na toliko načinov poezija. Poezija skrajno budnega človeka, predramljenega v sočutno bližino. En tekst imamo vmes, ker rečem, Rachel je vedela, kaj bo v svojem življenju, vedela, da hoče govoriti o naravi skozi poezijo in jo spoznavati skozi znanost. Ne. In res v njenih teh, tudi v pismih, ki jih je pisala tej svoji prijateljici Dorothy, ki tudi nastopa v predstavi, to čudenje, no, to, o čemer v bistvu govori ta predstava, kako se je treba čuditi do konca, kako je treba to ohranjati v sebi in hraniti, ne samo ohranjati. Ne. Kako je te besede ona dala skupaj, kako je začarala eno navadno stvar, kakor je pesek v nekaj magičnega. Ne. In tukaj se mi zdi, da s tem je prišla vsakdanjemu človeku nasproti. Ne. Da, zaradi tega so njene knjige berljive širši javnosti. Ne samo, ni to znanstvena razprava o tem, o škodljivosti, o čemarkoli, o obali, ampak so zgodbe polne svetlobe, polne življenja, polne bleščanja. No. Ona zelo velikokrat uporabimo besedo bleščanje noter v tekstu. Tako da vedno znova se vidi, koliko je jezik pomemben, ne, za pritegniti neko širšo populacijo. No. Krasna je. Znova vstopaš v čarno krajino senčnega gledališča. Koliko svetlobe se prikrade v senco, v kontekstu senčnega gledališča? Maestro Montecchi izdolbe tole poanto. Mislim, da senca ne zajame samo oblike stvari, zajame tudi njihovo dušo. Kaj porečeš? To je ta Peter Pan senca. Jaz se spomnim, ko sem gledala prvo njegovo predstavo, Ranokjo, 12-14 let nazaj, ne vem, koliko je bilo, na festivalu Lutke glih tukaj. Zgodaj je govorila prijatelji nekaj v gozdu, ne spomnim se čisto točen, ampak en prijatelj umre in potem zdaj vsi njegovi prijatelji organizirajo pogreb in na koncu se vsi veselijo mrtvečevega življenja, ne pa smrti. In to je bilo tako lepo, jaz se spomnim, da sem začela jokati. Tako je močno in to on vse naredi s sencami. Ne. Sencami, z glasbo, kako to mojstrsko preplete vedno znova. Recimo, ko smo delali Račko, ne, zelo malo je barvnih senc, samo v sanjah, ampak tisti majhni detalji, tistega tulipančka na obliki smrti, to je meni neverjetno, res. Jaz sem takrat v bistvu z njim prvič delala s sencami zares, saj sem delala že prej, ampak tako, da sem razumela uporabo senc v gledališču, mene je odnesel čist. Iz navidez popolnoma enostavnega lika z minimalnimi premiki senca pove vse. Čist vse, ker je ponavadi likovno toliko močna,
da ne rabi sploh ne potez obraznih, ne barv na sebi, čist dosti je, tako kot si rekla, dušo zavzame to senco, ja. Postojva za trenutek pri zadevni predstavi v tej intimni, poetični in za razsežnost življenja, tudi po tem razprti postavitvi, sta s Polonco Kores izročali nadvse vreden premislek. Fabrizio je nekoč zaupal, da so mu v prizoritev po predlogi Wolfa Erlbrucha odsvetovali tako v Italiji kot Švici denimo. Predstavo je navsezadnje obtežil zavidljiv niz nagrad. S Polonco sva, ne vem, koliko jih je bilo jih je okrog 15, bi jaz rekla, tudi več, kar je kar dosežek, sploh glede na to, da v lutkovnem svetu nagrade izginjajo, ne, oziroma festivali se odločajo, da bo samo showcase, ne bo tekmovalni program. Dobili sva s Polonco kar en kup nagrad, ne nazadnje tudi Pengovovo listino v imenu te predstave. Fabrizio je dobil za režijo, Grand Prix so leteli, vse povsod, Mitja Vrhovnik Smirekar za muziko, kar ene parkrat, za luč, za scenografijo, skratka, nekako kamorkoli smo šli, no, smo nekaj prinesli domov, kar je super, ne, nagrada je lahko čist nič ne pomeni v resnici, lahko pa pomeni neko priznanje, da smo naredili nekaj res dobrega, nekaj res pomembnega, ampak s to floskulo bom zaključila tole o nagradah, ampak res je nagrada, ko vidiš polno dvorano odraslih in otrok, ki čutijo, no, predvsem, ki čutijo. Zdaj, a oni jokajo ali ne, je dodana vrednost je, ne, kakšna solza, ampak vidiš, da so vsi pretreseni, da ko se konča predstava, ni avtomatičen takoj aplavz, ful je bilo dobro, dajmo končati, ne, ampak je, kaj smo mi zdaj videli, ok, konc je, in se začne aplavz, ne, tako da publika je največja nagrada, tako res je floskula, ampak je resnična, no. Kje pa bodo, se ti zdi, najintimnejše in najgloblje občutene točke srečanja v predstavi Mali nauki o čudenju? Zelo, zelo mi je všeč, kako sta uporabila glasbo v tej predstavi, in sicer sta vzela glasbo iz tistega obdobja, se pravi Johnny Mitchell, Louis Armstrong, Wizard of Oz, skratka, meni skoraj vsakič, ko se prižge komad iz tistega obdobja, ki vem, da ima povezavo s to predstavo, jaz stojim ob strani in gledam in imam kurjo polt, ne. Tako da absolutno povezava, aktualnost, glasbe in sence, to se mi zdi super. Konec je meni, ko mi ga je prvič pokazal, sem bila sam, to bom jaz delala. Krasen mi je konec, no. Mi je pa zelo so mi všeč tudi odnos Rachel do te prijateljice svoje Dorothy, namreč to zelo dobri prijateljici sta bili celo življenje, preživljali sta poletja skupaj. Dorothy je bila sicer poročena, sprašuje se zdaj tukaj, je bi obstajala neka ljubezenska zgodba med njima, ampak to je popolnoma nepomembno, ker je v teh pismih, ki ste si jih oni dve dopisovali, je predvsem Rachel take čudovite pasose o naravi, o obali, tudi en stavek je noter, Rachel, vedno sem mislila, da vem vse o morju, ampak ti mi o njem pripoveduješ s takim navdušenjem, ne. In to navdušenje, mislim, da ko pride ven iz te predstave, ko se res to pokaže, to se mi zdi najbolj tako, to pika na i, zato smo tukaj, ne. Zaradi te očaranosti, zaradi strahu, zaradi ljubezni, pač te besede, ki krojijo svet, ne.
Velikih je tudi, ki me zanima, kako bo publika reagirala, ne? Ker jaz vsem drugače na odru vidim stvari. Tako da se veselim tesne publike, ki jo imamo v četrtek. Aristokratinja duše po Tonetu Pavčku, Rachel Carson, se ni nehala čuditi, njena ljubezen do živega sveta je bila brezdanja. Tudi ti se neustavljivo čudiš, če tudi moraš kot odrasla ženska občasno nadeti plašč, ki diši po sarkazmu ali celo cinizmu, to je neogiben samoobrambni mehanizem. In vendar si utemeljeno ponosna na to svojo lastnost. Hvala. Včasih mislim, načeloma sem, ker stojim za njo. Včasih se mi pa zdi, ko stopamo v kakšno družbo, ki tega ne razume, ki ne razume predvsem sarkazma, ki ga jaz res obožujem. Zna biti kar neprijetno, ampak sem se naučila zafarbati, pa se obrniti, pa je to proč. Ampak čudenje. Se mi zdi, da se zdaj čez svoje puncine hčerke, da sem se spet mal spomnila, kako je se čuditi, ne. Življenje te hočeš, nočeš, te mal ušili in z njima sem pa spet postala malo bolj topa, se mi zdi, in to v zelo dobrem pomenu besede, da lahko gledam eno ptico, kako leti, seveda, če jo uspem sfokusirati, kar je pri meni vedno problem, ampak kako samo leti in samo obstaja in taki trenutki čudenja, premalih je, dragoceni so za znoreti, tako da upam, da se to, kar se mi je zdaj zbudilo, da ne bo spet zaspalno. To je sicer čez moje oči, jaz to vedno, ampak ponavadi, ko igralka stoji za svojim delom, mislim, da to ne more biti slabo, Absolutno vabim vse nad določeno mejo starosti, ki je še nismo postavili, ampak mislim, da tudi za mlajše bi bilo kaj zagledati, ker te sence so tako magične, res je tako čudovito. Ampak vseeno je pa predstava, ki bo terjala razmislek. Že med predstavo samo, predvsem pa, ko bomo šli vsi skupaj domov, želim si, da bi v gledalcih zbudila ne samo čudenje, oziroma ne samo prebudila to čudenje, ampak prebudila ljubezen in skrb za naravo in to, kar rečemo vedno, se bojo mlajše generacije bi morale, pa pride ena Greta, se pa vsi norčujejo iz nje, jaz si pa mislim, punca moja, kaj bi imela jaz, ko sem bila toliko stara, kot ti pol toliko poguma, hotela sem eno drugo besedo uporabiti, tako da na takih svet stoji in želim si, da bi kakšen od korakov iz teatra in si mislil, jaz bom naslednja Rachel ali pa naslednji Rachel, želim si, upam in verjamem, da bo tako. Bo tako, bo. Hvala, draga Asi. Enako, vedno. Hvala tudi vam, kmalu spet, bodite nezaslišano lepo. Srečno.